Buongiorno a tutti, diamo il via al nuovo episodio di Io non so di tappo per approfondire un nuovo vino per il quale è stato scelto un tappo sostenibile innovativo della linea Noma Cork di Vinventions. Oggi andiamo a conoscere meglio il vermentino di Maremma di Castelprile della famiglia del Castello di Volpaia. Andiamo quindi in Toscana, una delle regioni vinicole più vocate e amate al mondo. Il paesaggio collinare, la vicinanza al mare, la ricchezza del terroir e la varietà di vitigni autoctoni presenti la rendono particolarmente adatta alla coltivazione della vite. Un territorio in grande ascesa è la zona della Maremma, una zona ampia che costeggia il Mar Tirreno e si addentra fino a sfiorare la catena degli Appennini. Un territorio che conserva il fascino di zone selvagge e incontaminate. Ed è qui che ha trovato sempre più spazio il vitigno bianco vermentino, andando a farsi largo tra i rinomati e tradizionali vini rossi toscani. È un vitigno a bacca bianca semi-aromatico e le sue origini non sono ancora molto chiare. L'ipotesi più probabile è che provenga dalla Spagna. Dalla penisola iberica si sarebbe poi diffuso prima in Francia e successivamente in Liguria, in Corsica e nella seconda metà dell'Ottocento in Sardegna e in Toscana. La DOC Vermentino di Maremma è prodotta nell'intera provincia di Grosseto, un territorio nel sud della Toscana che va dal Monte Amiata alle colline metallifere, fino alla fascia costiera, comprendendo anche il bellissimo promontorio dell'Argentario e l'isola del Giglio. Una vasta area con caratteristiche molto differenti che permettono ai singoli viticoltori di esaltare in cantina le uve delle diverse zone, ottenendo prodotti unici, diversi in base all'area di produzione, al terroir, all'altitudine e alla vicinanza del mare. In particolare, la fascia costiera dove troviamo l'azienda di oggi si compone di colline morbide, con suoli argillosi coperti in buona parte da vigneti e distese di olivi che degradano verso il mare. E ora andiamo a conoscerla meglio. Castello di Volpaia è un'importante realtà vitivinicola della Toscana, appartenente al blasonato territorio del Chianti classico. Sotto la guida della famiglia Mascheroni Stianti, da 4 generazioni, produce vini biologici che esprimono un grande amore e una rigorosa attenzione per la natura. Dal castello di Volpaia, con le sue cantine nascoste nell'antico borgo fortificato dove si producono vini giudicati da Wine Spectator tra i migliori del mondo, la famiglia Mascheroni Stianti è partita alla scoperta di altri pregiati territori. Hanno investito nella tenuta Nica a Pantelleria, la perla nera del Mediterraneo, con rocce vulcaniche spettinate da venti impetuosi, dove praticare l'agricoltura è un'impresa eroica. Ed è nata poi la tenuta del Prelius Castelprile in Maremma. Prelius è il nome romano dell'antico lago costiero che già al tempo degli Etruschi era al centro di un fiorente insediamento legato alla pesca, al commercio e all'agricoltura. Il lago si estendeva dal promontorio dell'Argentario fino a Castiglion della Pescaia, separato dal mare da una stretta lingua sabbiosa, dove ora cresce la splendida pineta grossetana. Non lontano da Castiglion della Pescaia si trova la località Prile, dove nascono appunto i vini di Prelius Castelprile. I vigneti della tenuta, impiantati nel 2005, sono esposti a sud-ovest, a circa 50 metri sul livello del mare e vengono condotti seguendo proprio l'agricoltura biologica tipica della filosofia che da sempre contraddistingue Castello di Volpaia. E ora andiamo ad approfondire il loro vermentino di Maremma nel bicchiere. La prossimità del mare, le escursioni termiche e le caratteristiche alluvionali dei terreni dove nascono permettono a queste uve di altissima qualità di trasmettere al vino gli aromi e i sentori tipici del vermentino. Nel bicchiere troviamo dunque tutta la freschezza e la sapidità del Tirreno. È un vermentino in purezza, di un bel giallo paglierino che incanta con i suoi sentori molto intensi, floreali e fruttati.
Si percepiscono la pesca, l'ananas, la mela, ma soprattutto ci troverete dentro il sale e la macchia mediterranea, il profumo di agrumi e di fiori selvatici. In bocca si presenta fresco ed equilibrato, con una buona struttura e un'ottima persistenza. Questo Maremma Toscana Vermentino DOC Prelius è ottimo servito fresco come aperitivo per accompagnare una cena estiva. È ideale anche con piatti di pesce, in particolare con pesce crudo accompagnato da verdure, ma si possono usare anche abbinamenti più decisi con carni bianche, crostacei o con molti piatti della tradizione culinaria maremmana. Ma ora vediamo quale tappo è stato scelto per questo vino. È stato selezionato un tappo Noma Cork Select Green 300, questo perché vogliono dare al cliente la possibilità di degustare il vino nelle sue migliori condizioni, ossia con assenza di eventuali gusti e odori derivanti dalla chiusura, una omogeneità delle bottiglie e una tenuta nel tempo ottenuta grazie al passaggio controllato di ossigeno.